Quanto è stato colpito l'artigianato di Venezia? È stato colpito a morte. Venezia è distrutta, basta insomma farsi un giro e abbiamo visto che siamo attorno al 70% di imprese devastate. Venezia non è solo alberghi, negozi, ristoranti e bar. In città è attiva una fitta rete di aziende artigiane che non intende arrendersi, men che meno ora, dopo una settimana di passione che ha colpito 2 artigiani su 3. Una primissima stima parla tra Venezia, Murano, Burano e Pellestrina di circa 3 milioni di euro di danni per l'acqua alta. Non ci sono solamente i danni provocati dall'acqua alta, ma anche i mancati introiti di una settimana di forzata chiusura. Di forzata chiusura, di opere per ristabilire la situazione di prima, le ore perse, le occasioni mancate e le opere che bisognerà rifare completamente. Alla Confartigianato Veneziana si è data vita ad un'autentica task force, SOS Impresa, informazione continua e assistenza per i rimborsi, segnalazione di artigiani per emergenze e perfino assistenza psicologica. Sarà un supporto collettivo all'inizio, quindi una serie di incontri collettivi per alleggerire il clima, per parlare, per abituarli a parlare di questa cosa. Da questo ci auguriamo che nascano anche degli incontri individuali. Alcuni rimborsi saranno difficili da ottenere, per questo è partita una raccolta fondi apposita dedicata a casi particolari. Abbiamo visto nelle esperienze, anche in quella più recente dell'acqua alta del 2008, molti si sono trovati a dover affrontare corsi di perizia che li hanno disincentivati a presentare le richieste di rimborso, proprio perché i costi delle perizie superavano, erano quasi uguali ai danni che avevano subito.